Oggi noi vogliamo raccontarvi e tenere a battesimo il grande passo che questa regione ha deciso di compiere, rinfrescando il proprio marchio territoriale e rendendolo ancora più competitivo sul mercato internazionale. Siamo la prima regione turistica d'Italia e la prima industria in Veneto è il turismo. Oltre 17 miliardi di fatturato, cresciamo bene, cresciamo su tutti i fronti e anche con una grande novità che è quella del turismo emozionale. Abbiamo fatto un grande investimento anche dal punto di vista normativo e quindi in Veneto si riesce a fare quel turismo emozionale che in giro per l'Italia ancora non si riesce a fare. Land è il soggetto di questo naming, quindi Venezia non è la Venezia che domina, ma è la Venezia che presta il proprio nome al soggetto land, che è terra, cioè il retroterra, ciò che sta dietro. Del resto questa è una sfida storica che Venezia ha sempre avuto, cioè quella di parlare con il retroterra, con ciò che le stava alle spalle, e quindi questo è riprendere ciò che storicamente si è fatto, ovviamente in chiave moderna. Parlare di promozione del territorio vuol dire mettere assieme tutte le sue tipicità, tutte le sue autenticità e mettere assieme anche gli operatori che si devono presentare verso i turisti all'unisono con un richiamo, con un marchio forte. Tramite il digitale si possono fare delle cose straordinarie poi in ambiti più diversi, dal turismo all'enogastronomia, dove si possono avvicinare tutte le tradizioni, le culture locali, le produzioni locali direttamente al mercato. E noi ci stiamo focalizzando anche su questo, cercando di creare il prodotto migliore per aiutare i giovani e anche coloro che hanno già creato qualcosa di molto importante in passato a raggiungere il mercato. Veneto non è solo Venezia, però Venezia è un buon biglietto da visita. Considerate che su oltre 70 milioni di presenze turistiche Venezia cuba più o meno 14 milioni di presenze, ne facciamo 32 milioni solo nelle nostre spiagge, piuttosto che 9 milioni al lago di Garda e così via. Per dire che abbiamo molta offerta turistica e dire che Veneto, the land of Venice, la terra di Venezia, dà anche una dimensione identitaria che è quella sulla quale vogliamo investire.